L'Arena delle Rose di Castellammare del Golfo ospiterà l'evento di solidarietà organizzato dall'Unicef con la partecipazione dell'Etoile Sara Renda e della Vocal Academy dei fratelli Calandra. Serata dedicata alla beneficenza a Castellammare del Golfo, l'Unicef e la scuola, l'Accademia di Canto dei Calandra e Calandra. E che cosa potranno vedere le persone in questa serata che si terrà domani a Castellammare del Golfo? Domani sera all'Arena delle Rose, dalle 21 in poi, ci sarà uno spettacolo con la The Vocal Academy Alcamo in collaborazione con l'Unicef, anzi per l'Unicef, e tutti i ragazzi della The Vocal Academy e alcune scuole di danza alcamesi che sono la BF Hip Hop School di Beatrice Filippi e la Sirio dei Fratelli Pagino, ci saranno delle coreografie su delle canzoni e cercheremo di fare un gesto, come dire, che possa aiutare dei bambini che vivono in condizioni disumane attualmente in Afghanistan. Quindi tutto il devoluto, tutto l'incasso sarà devoluto per l'Unicef a favore dell'Afghanistan. Tra gli artisti che si esibiranno anche l'Etoile alcamese Sara Renda. Sì, abbiamo avuto questo grande piacere, per noi è un onore averla con noi, ma oltre a Sara ci sarà anche un gruppo musicale dei fratelli i Taverna Umberto I che saremo lieti anche di ospitare. Poi ci sarà una nostra esibizione come Calandra e Calandra, per cui noi abbiamo veramente aderito con cuore a questa manifestazione. Non è la prima volta che l'Unicef organizza, insomma, per devolvere i ricavati in beneficenza, quest'anno con la Vocal Academy. Diamo l'appuntamento e ricordiamo, insomma, le persone che possono partecipare e che partecipare comunque aiuta chi ha più bisogno. Sì, intanto ci teniamo a dire che verrà proprio il delegato Unicef dell'Italia nazionale, che è Paolo Rozera. E invitiamo tutti a partecipare, a fare un gesto di solidarietà, comunque ascoltando un po' di buona musica e passando una bella serata in compagnia.